Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A voi la linea. Grazie Sveva, rieccoci qua per Chilometro Zoom. Antonino Danna al microfono con voi, con Lorenzo Viviani. Lorenzo, ci sei? Palesati. Lorenzo, din don. Lorenzo, sei muto? Ehi, ci sei? Niente, abbiamo perso anche Lorenzo, per cui va bene così. E questo è stato l'accenno finale, l'accenno polemico. Siamo in onda. Vabbè, che cosa è successo, Lorenzo? Perché sei sparito? Sei muto? Insomma, apri questo benedetto microfono, Lorenzo. Ah, Gesù. Vabbè, stasera è partita un po' così la puntata che volete fare. Intanto diamo un'occhiata alla BBC. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato e sta parlando alle Nazioni Unite, ha detto che il riconoscimento dello Stato palestinese è una cruda follia, è una pazzia e noi non vogliamo che questo accada, aggiungendo che il riconoscimento da parte di altri paesi è una vera e propria disgrazia, signore e signori. E in particolare, ecco qua, adesso riaggiungiamo Lorenzo, e in particolare Netanyahu dice che degli altoparlanti in Israele stanno trasmettendo il suo discorso a Gaza e agli ostaggi ha detto, ce ne sono, vi ricordo ancora 20, almeno 20 vivi, non vi abbiamo dimenticato nemmeno per un secondo, il popolo di Israele è con voi. Il discorso arriva dopo che Trump dice che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania e soprattutto incontrerà lunedì Netanyahu. Inoltre, già che ci siamo, Netanyahu ha anche parlato della cosiddetta maledizione, cioè l'asse del male costruito dall'Iran che finanzia Hamas, che finanzia gli Houthi, e in particolare il primo ministro ha detto chiaramente: io ho detto ai restanti leader di Hamas, quelli superstiti, deponete le armi, lasciate che la mia gente se ne torni a casa e liberate gli ostaggi. Se lo farete sopravviverete, se non lo farete Israele vi verrà a cercare e vi ammazzerà. Dopodiché tira fuori una specie di carta da Trivial Pursuit, più o meno, dice: chi è che grida morte all'America? Risposta A, l'Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, gli Houthi e tutti quanti. Poi prende e segna, dice l'opposizione, dice in realtà sono tutti quelli che abbiamo appena indicato. Insomma, è un dibattito molto forte, un dibattito molto sentito. Ci sono stati dei fischi in aula, delle proteste, c'è stata gente che è anche uscita dalla sala. Netanyahu ha detto chiaramente che ahimè Hamas continua a farsi scudo della popolazione, addirittura minacciandola col fucile. Hamas risponde che sono tutta una serie di vergognose bugie. In effetti non sapevo che Hamas fosse la San Vincenzo. Bene, Lorenzo, ci sei? Assolutamente, ti ascoltavo con attenzione, le ultime news, anche con il capo dello Stato comunque aveva invitato la flottiglia, diciamo, a intercedere comunque, ad avere questo passaggio, diciamo, con il di consegne degli aiuti umanitari. Vedremo come va a finire. Tanto io ti ascolterò per radio, anche perché so che sono le 18:20 e tu hai altro da fare, quindi tra un po' dovremmo avere il senatore Germanà. Vabbè, però allora non so se... finché non c'è l'amico Germanà, aspetto e rimaniamo un attimo. Ecco, infatti ti volevo dire questo. Vai. Visto che tu sto parlando adesso anche all'uomo di mare, a me pare che sia anche finito il tempo di giocare ai bucanieri. Se vogliamo giocare ai bucanieri, io mi vesto da Long John col pappagallino su una spalla, non è problema. Se invece vogliamo parlare di realtà, allora forse è meglio che questi alla flottiglia si diano una calmata, per un motivo molto semplice.
La storia è maestra di vita. Nell'82 gli inglesi hanno stabilito una TEZ, una zona di esclusione totale di 200 miglia attorno alle isole Falkland, perché stavano combattendo la guerra contro l'Argentina. La stessa cosa è stata istituita da Israele, non certo per 200 miglia marine, di fronte alle coste di Gaza. Ora, sia nell'82 che oggi venne fatto chiaro che chiunque fosse entrato in quella zona l'avrebbe fatta a suo rischio e pericolo e avrebbe rischiato anche di essere affondato. Il 2 maggio del 1982 un incrociatore argentino, che era un incrociatore americano che gli USA avevano venduto ai argentini, il general Belgrano, entrò in questa zona perché il suo obiettivo era andare a colpire il gruppo delle portaerei. Se ce l'avesse fatta avrebbe praticamente disarticolato la manovra inglese. L'incrociatore a un certo punto cambiò rotta perché si voleva mettere in una posizione più favorevole e si allontanò, era quasi uscito, era quasi arrivato all'uscita da questa zona di esclusione totale. La Thatcher lo fece inseguire da un sottomarino atomico, il Conqueror, il quale gli sventagliò addosso tre siluri, lo affondò e tanti figli di mamma morirono nel gelo dell'Atlantico meridionale perché l'incrociatore aveva perso la corrente elettrica al primo siluro, quindi non poté lanciare l'SOS. Il caso è stato portato anche davanti alla Corte dell'Aia negli anni 90, è stato oggetto di studio in diritto internazionale. Sì. E resta un fatto, gli inglesi avevano annunciato chiaramente quali fossero le loro intenzioni. Allo stesso modo Israele ha annunciato chiaramente che cosa succede a chi entra senza autorizzazione all'interno di quella zona. Per cui io eviterei di fare questi giochini, perché è evidente che costoro sono qui per creare un problema al governo italiano e non recapitare degli aiuti per i bambini. Perché il patriarca Pizzapalla a Gerusalemme è pronto a trasmettere questi aiuti direttamente ad Hamas, visto che lui li conosce e sa com'è che ci deve trattare. Per cui questa non è più un'operazione di soccorso, non è più una cosa da anime pie, è semplicemente una sporca manovra politica, va detto. Antonino, naturalmente quando parli ora Scusatemi se vi poi ci saranno... interrompo. Il senatore Sì. in linea sta E aspettando. allora ti lascio la parola, ne parleremo di diritto del mare e insomma anche della battaglia delle Falkland, se vuoi. Come no? Ne parleremo più avanti. Saluto l'amico Germanà e ti lascio con lui perché avete parlato di cose sicuramente molto serie e già ne abbiamo parlato in questa seconda parte della puntata di Zoom. Un saluto a tutti voi, ciao a tutti! E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E restando in mare, adesso andiamo in riva allo Stretto di Messina, dove c'è il senatore Antonino Germanà. Buonasera, senatore. Eccoci, buonasera a voi. Chi era il collega che mi salutava? Lorenzo Viviani, senatore. Ah, era Lorenzo, caro amico Lorenzo. Sì. Mi dispiace non averlo riconosciuto, l'avrei salutato, lo saluto in diretta. Benissimo. Senta, senatore, allora, questo benedetto ponte sullo stretto, la delibera del CIPES, ma allora sto ponte si fa o non si fa? Certo che il ponte si fa, non è che stiamo giocando, stanno giocando quelli che, come diceva Lorenzo in maniera corretta, stanno giocando là a fare con questi aiuti che poi diciamo, questo non può che risultare alla fine una provocazione, perché non accettando il corridoio, poi parleremo del ponte, non accettando il corridoio che gli era stato concesso, si capisce che è una manovra politica vergognosa, ma soprattutto oltre che vergognosa, perché ormai siamo abituati alle vergogne della sinistra, pericolosa, che è la cosa più grave, che possono mettere a rischio tanto. Chi ha sentito ieri il discorso la replica del Ministro della Difesa al Senato è stato abbastanza chiaro di Crosetto. Il ponte si fa, questo è un governo serio, al di là di quello che dice la sinistra, le opposizioni che fanno il loro lavoro, però tutto c'è un limite, perché dire falsità, dire cose che non corrispondono al vero. Ieri, quando è arrivata, da qualche giorno è arrivata, non ieri, ma ieri si è scatenato l'inferno, quando si è diffusa la notizia, le sinistre, le opposizioni hanno diffuso la notizia
che la Corte dei Conti aveva bocciato, hanno detto così, hanno dichiarato che la Corte dei Conti aveva bocciato la delibera CIPES. È una falsità. E quindi poi sul web si è scatenato l'inferno. La Corte dei Conti, come è giusto che sia, perché è giusto che un'opera così importante, così straordinaria, l'opera ingegneristica più importante del secolo, nel momento in cui parte deve partire con tutti i criteri e senza nessuna perplessità, e quindi la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi e ha chiesto delle integrazioni, ma non ha bocciato la delibera CIPES. Quindi andiamo avanti, noi andiamo avanti. L'obiettivo nostro, l'abbiamo detto sempre dall'inizio legislatura, è quello di concludere questa legislatura con 2 anni di cantiere alle spalle, che sarebbe un successo perché abbiamo iniziato questo governo, ma il ministro Salvini soprattutto ha iniziato questa battaglia dall'inizio, dal primo giorno della legislatura, diciamo con un bagaglio di esperienze che veniva dal precedente governo, quando guida Berlusconi, che ebbe la lungimiranza di inserire il ponte nel corridoio, nella rete Tentina, il corridoio scandinavo-mediterraneo, e quindi Berlusconi non ci riuscì perché finì la legislatura. Io lo ripeto sempre, questo lo dico anche questa volta. Adesso siamo a metà legislatura e siamo quasi all'avvio dei cantieri, e quindi nessun impedimento, nessuna bocciatura, tutto regolare, direi. Poi chi vivrà vedrà, fra 2 anni saranno poi i cittadini, gli italiani a dare un giudizio su quello che ha fatto questo governo, su quello che ha fatto, su quello che non ha fatto. Io sono convinto che faremo e faremo bene, stiamo facendo bene, e che poi già a inizio legislatura ci vogliono 2 mandati anche per vedere i risultati, ma io sono convinto che alla fine di questa legislatura già dei risultati ne vedremo tanti. Questo sono d'accordo con lei, anche perché, le dico la verità, io quando vedo i post che si fanno sul ponte, quelli che vanno a mettere ogni volta la faccina che ride, le giuro mi viene l'orticaria, perché poi i discorsi che io devo sentire sono sempre quelli. Non lo faranno, si sono intascati i soldi, costa troppo, il terremoto, la faglia. Cioè sembra quasi che si sia messo lì Salvini con gli stecchini a fare il modellino, quando invece è una cosa seria, ma le progettata da... le sinistre non sono più credibili, perché il primo giorno hanno detto che non c'era un progetto. Bene, è venuto fuori il progetto e stiamo andando avanti. Hanno detto subito dopo che non c'era la copertura finanziaria. Abbiamo fatto un decreto, io sono stato relatore al Senato di quel decreto, abbiamo messo l'intera copertura finanziaria dell'intera opera, addirittura c'è anche una parte di cofinanziamento europeo, non perché l'Europa ha voluto favorire il governo italiano, ma perché la Stretto di Messina ha partecipato a un bando e abbiamo vinto un bando, siamo stati bravi e quindi abbiamo una compartecipazione dell'Europa. Hanno detto che il CIPES non avrebbe mai approvato il progetto del ponte. Il CIPES ha approvato. Adesso dicevano, dall'approvazione del CIPES, mi pare che è stata il 6 agosto se non sbaglio, 5-6 agosto, dicevano che la Corte dei Conti avrebbe bocciato. La Corte dei Conti non ha bocciato, ma ha chiesto delle integrazioni e dei rilievi, e ha chiesto a questo governo, ha dato 20 giorni di tempo per rispondere, e noi risponderemo, il governo risponderà, chi di competenza risponderà nei tempi che sono previsti, quindi nessun impedimento. Ormai le sinistre siamo abituati alle sciocchezze che dicono. Senta, per concludere, stamattina sul Corriere della Sera, se non sbaglio, il professor Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria, diceva che la prima cosa che farà, se sarà eletto governatore calabrese, sarà bocciare il progetto del ponte, perché con i soldi del ponte si possono costruire 30 ospedali. Poi ci va Tridico a spiegare all'Europa che quei soldi vanno per l'ospedale? Io su questo sono sereno, perché Tridico non vincerà le elezioni. Sono convinto che Occhiuto, che ha governato bene una regione che era sgovernata da troppo tempo, l'ha governata bene, quindi vincerà bene il presidente Occhiuto, vinceranno bene le liste del centrodestra. Tridico non andrà da nessuna parte, e anche nella misura in cui Remota dovesse vincere le elezioni, stiamo parlando di un progetto che è legge dello Stato, non gli si può mettere davanti e lo può bloccare. Ma di che cosa parliamo? Non sa neanche quello che dice. E che in campagna elettorale poi a chi la spara più grossa, no? Dall'altra parte, Certo. In campagna si parla di reddito di cittadinanza, siamo sempre alle solite, no? Sì, appunto. Fico parla di reddito di cittadinanza.
Esatto, e intanto l'Istat dice che se non verranno presi provvedimenti il Sud si spopolerà così tanto che nel 2080 spariranno praticamente i meridionali. Il ponte magari serve a costruirlo un po' di Sud, che dice? Ma guardi, io vivo a Messina, come lei sa. Messina era una città, aveva mi pare 260.000 abitanti, adesso siamo arrivati a 210.000, ma è una città morta morta non nel senso, perché è sempre una bella città e la mia città è stupenda, siamo in riva allo stretto, è un posto magico, ma è una città che si sta popolando, perché i giovani purtroppo non sanno cosa fare lì, e quindi è chiaro che vanno a cercare fortuna al nord, e non è che possiamo sempre inseguire il nord, anche perché non ci può essere un'Italia a due velocità, perché il sud frena il nord, è chiaro che è così, quindi soltanto un'opera shock può farci recuperare quel gap infrastrutturale che ci divide dal resto del paese. A Messina abbassano le saracinesche, chiudono i negozi, chiudono tutte le attività, è una città che abbiamo penalizzati dai collegamenti. Messina non ha una stazione ferroviaria. Ecco, lei mi dirà, ma cosa sta dicendo? Le dico che io da messinese, per andare a Roma col treno, la mia stazione non è quella di Messina, è quella di Villa San Giovanni, perché io per andare a Roma col treno devo prendere l'aliscafo e andare alla stazione di Villa San Giovanni. Siamo veramente, l'aeroporto di Catania è a 120-130 chilometri, l'aeroporto di Reggio ha pochi voli perché purtroppo è un piccolo aeroporto, i piloti devono avere delle patenti speciali perché spesso ci sono correnti importanti lì, quindi il ponte è veramente non soltanto per attraversare lo stretto, che sono soltanto 3 chilometri, l'abbiamo fatto per 50 anni, anzi molto non per 50 anni, l'abbiamo fatto da sempre, possiamo continuare anche a farlo, ma il ponte è quel grande attrattore che ci porterà a risolvere tutti i problemi irrisolti, tutte le incompiute che purtroppo negli anni ci sono state, quindi il ponte è tutto per noi, il ponte è la speranza, il futuro. Esatto. Allora, senatore, io la ringrazio molto e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi sempre, grazie, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano. Grazie, adesso pausa grazie, adesso pausa e poi Claudio Baglioni, 2-1X del 75, a tra poco. Qui Parlamento. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Con un'aria trasognata, l'MM della sera se ne va, fischiettando la schedina l'ha giocata, sono 10 anni che lui spera e che ci sta. Giornata impegnativa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Antonino, di nuovo a te la linea. Benissimo, grazie Sveva.
E allora, ladies and gentlemen, le 18:35 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma da questa sera, io vi ho detto lunedì che ci sarebbero stati dei cambiamenti nella nostra trasmissione, che sarebbero nate nuove rubriche, sarebbero arrivati nuovi contributi. Io ho il piacere di dare il bentornato a bordo, perché in realtà già nella prima stagione era stata dei nostri. La rubrica torna a essere Mangiamondo, la state vedendo adesso sui canali video della nostra radio, e Maddalena Baldini, giornalista enogastronomica, scrittrice, vi ricordo anche il suo ultimo romanzo, L'estate della pioggia, per Armando Editore, tra l'altro appena vincitrice del premio Byron, lo possiamo dire? Sì. Ecco, ben trovata. Grazie Antonino, grazie per la presentazione, ben trovati e come sempre grazie, sono felicissima di far parte del gruppo, di questa bella famiglia. Grazie, anche perché mi piace molto l'idea che al venerdì questa trasmissione diventi un po' un rotocalco, e quindi è bello poter raccontare bei posti, buone mangiate, buone bevute, posti dove sostanzialmente l'anima si possa ritemprare, perché sono in fondo, abbiamo bisogno in fondo di posti dove ricaricare l'anima. E allora, già che ci siamo, Sveva, se sei pronta puoi cominciare a proiettare le immagini. Dove ci porti questa settimana per cominciare questo giro, Maddalena? Questa settimana andiamo proprio nella parte nord dell'Italia, siamo sul Coglio, Coglio Friulano, che è una zona, lasciatemi dire, veramente strepitosa. Come ripeto sempre, la nostra Italia è tutta bella, da nord a sud, ma ci sono alcuni luoghi che lasciano letteralmente il segno, e questo territorio ha una ricchezza notevole e ha anche una storia particolare. E una storia che, ahimè, visto che oggi come non mai si parla di guerra, di conflitti, di lotte, ebbene qua sappiamo che sulla zona del Coglio, soprattutto la prima guerra mondiale, ha lasciato dei segni molto forti, si è fatta sentire in maniera netta. Ebbene, questo territorio ha saputo rialzarsi, ha saputo estrapolare il meglio della sua varietà, della sua potenzialità, e oggi è veramente un'eccellenza da tutti i punti di vista. Sappiamo che la natura in Italia è sempre al top, insomma. Qua abbiamo boschi incredibili, abbiamo una biodiversità molto ricca, e il Coglio è noto a livello internazionale e mondiale per l'eccellenza dei suoi vini, tanto è che quasi tutte le colline, pensa, sono all'incirca 1600 ettari, sono ricoperte dai vigneti. Tra l'altro siamo in una zona particolare, perché da una parte abbiamo le Alpi Giulie, poi dall'altra parte ci si affaccia immediatamente sull'Adriatico, quindi una posizione strategica con un clima che appunto contribuisce molto a far sì che i vini di questo territorio, qua siamo nella DOC del Coglio per l'appunto, siano veramente dei vini eccellenti. Tra l'altro la ricchezza di questi vini è data anche da una particolarità del terreno. Nel Coglio c'è una conformazione geologica che si chiama Ponca, ed è un mix di marne, diciamo. Il terreno paradossalmente risulta abbastanza drenante. Proprio questa caratteristica fa sì che le uve, che le vigne possano avere l'acqua sufficiente per la loro sussistenza e per regolarsi in tutto quello che poi diventa la componente organolettica, i profumi, i sapori del vino. Quindi insomma è un territorio veramente fantastico.
Su questo territorio abbiamo, tra l'altro, una città meravigliosa che è Gorizia, Antonino. Quest'anno capitale della cultura con Nova Gora. Gorizia è un gioiello, è il caso di dirlo. Arrivando nel centro storico si può assistere a un insieme, una sorta di contaminazione tra le tradizioni italiane, le tradizioni slovene, perché siamo per l'appunto sul confine, e ma anche delle tradizioni austriache. Questa città è riuscita ad assemblare tutti questi elementi e oggi, quando si arriva in questo luogo, sembra veramente di essere sospesi nel tempo. Tra l'altro c'è un castello meraviglioso che, se non ricordo male, risale all'incirca al Medioevo, quindi siamo attorno all'anno 1000, all'interno del quale ci sono dei musei di armi, dei musei di mobili antichi. Inoltre c'è un museo dedicato alla Grande Guerra, ovvio. Abbiamo dei caffè storici, abbiamo proprio delle zone fantastiche. La chiesa di Sant'Ignazio, che addirittura ha una facciata barocca incredibile. E come sappiamo, nella nostra bella Italia si mangia in maniera divina. Infatti stanno scorrendo le immagini, vedo i vigneti, vedo dei prodotti tipici. Cos'è? Questa sembra una specie di torta. Che cos'è? Bravissimo, questa è la gubana, è un dolce. Il termine si suppone che deriva da una parola slovena, per l'appunto, che indica attorcigliare. Infatti questo dolce è una sorta di pasta attorcigliata che richiama un po' la forma della chiocciola, e al suo interno troviamo frutta secca, troviamo spezie. È un dolce molto goloso e una volta si preparava per le occasioni importanti. Insomma, oggi invece è uno dei simboli della città e quindi lo troviamo all'interno di ogni bar, ristorante, pasticceria. È veramente una chicca pazzesca. Inoltre a Gorizia troviamo un formaggio che è il Montasio DOP, un'altra eccellenza italiana. C'è una zuppa particolare, Antonino, che nasce anche in questo caso da una contaminazione, perché è un mix di formaggio, patate e cipolle e carne, che si chiama iota. E poi abbiamo il fantastico frico, che anche in questo caso viene preparato con le patate, cipolle e formaggio. E tra l'altro c'è un altro prodotto molto particolare che sembrerebbe quasi un insaccato, ma in realtà non può essere definito come tale perché non ha il budello tradizionale sull'esterno. Si chiama pitina e è una sorta di polpetta. Un tempo venivano fatte più piccole, oggi invece sono un pochino più grandi, dove c'è un mix di carne di capra, di pecora, di maiale, unita poi ad aglio, sale, spezie. Ebbene, la particolarità è che viene poi passata nella farina di mais e viene affumicata. E poi con il passare del tempo può essere tagliata e mangiata come se fosse un salume, ma di per sé ha una lavorazione un po' diversa. Altra prelibatezza, gli gnocchi di susine, che a seconda del condimento, se conditi con il burro fuso e salvia o se spolverati con un po' di zucchero, possono diventare o un primo piatto o un dessert. Quindi insomma veramente ce n'è per tutti i gusti. I vini, adesso poi andremo a parlare in maniera più approfondita, collegandoli anche a un progetto che mi ha affascinato tantissimo. I vini qua risentono di questa particolarità del suolo. Abbiamo il friulano, abbiamo la ribolla gialla, che sono vini bianchi, hanno un buon corpo, sono piacevoli, sono ricchi
di note floreali e fruttate, hanno un'eccellente mineralità, quindi si abbinano perfettamente a un tutto pasto. Abbiamo anche un altro vino particolare, una chicca che si chiama Picolit, e questo principalmente è un passito, quindi da abbinare con i dolci. Abbiamo veramente una varietà incredibile. E Antonino, infatti, collegandomi al discorso dei vini, vorrei parlare anche di un progetto che mi ha affascinato molto, per l'appunto, sai che a me piace tanto l'arte. E mi ha affascinato questo progetto che si chiama Ars Sine Finibus, quindi arte senza confini. Questo perché nasce proprio con l'idea, riallacciandomi a quello che ho detto prima, di creare un'unione, un legame assoluto tra territori confinanti, e in questo caso parliamo del Collio e della Slovenia. Ma in maniera ancora più dettagliata parliamo dei vigneti di Princic, della cantina Gradisciutta, e dei vigneti della cantina Ferdinand, che si trova per l'appunto in Slovenia. Ebbene, cosa hanno fatto? Hanno realizzato questo progetto coinvolgendo una serie di giovani artisti molto talentuosi, e hanno letteralmente distribuito all'interno di questi vigneti delle opere d'arte che hanno il fine ultimo di abbattere ogni barriera, di cancellare ogni confine e di far sì che ci possa essere un'unione nel segno dell'amicizia, della convivialità e dell'eccellenza territoriale. Queste opere sono state fatte con materiali del territorio, quindi legno, hanno preso i tralci delle viti, delle botti non più in uso, e hanno creato veramente delle opere d'arte pazzesche. Vedo che stanno scorrendo ora, ce n'era una prima, ecco, quindi una cosa veramente unica, perché attraverso l'arte abbiamo annullato un'altra volta i confini. E quale cosa migliore che annullare i confini anche bevendo un buon bicchiere di vino, Infatti. Antonino? Ecco. Cosa ci beviamo? Ma sicuramente il friulano, che è uno dei loro vini tipici, oppure la ribolla gialla, no? Sono due vini bianchi veramente tipici del territorio. Tra l'altro in questa zona si sono adattati bene anche altre uve internazionali, come possono essere Chardonnay, Cabernet Franc. Questo a dimostrazione di come questo territorio sia veramente vocato per la viticoltura. I piatti della tradizione si abbinano perfettamente, ma questo non vieta di provarli anche con i menù, diciamo, più domestici, no? Come può essere un buon pesce al forno, una pasta al forno anche, magari con un bianco un pochino più strutturato o con un rosso. Il picolit, come dicevo prima, essendo un passito, invece lo possiamo abbinare tranquillamente a una torta, alla gubana, benissimo, ma ci possiamo mettere anche una crostata, possiamo azzardare anche qualche cosa con il cioccolato, quindi proprio possiamo spaziare a 360 gradi, Antonino, perché il territorio e i vini del territorio offrono veramente grande varietà. Tra l'altro la cantina di Gradisciutta dal 2018 produce vino in maniera assolutamente biologica. Quindi un impegno in più in fatto di qualità e di attenzione. E pensa che il titolare ha deciso anche di recuperare un borgo, diciamo così, che risale, mi pare, al XV secolo, ed ha realizzato una struttura ricettiva accogliente, molto bella. Tra l'altro, eccola qua, questa è una delle camere del borgo, proprio per accogliere nel migliore dei modi gli enoturisti o tutti coloro che hanno il piacere, insomma, di fare un giro nel Collio e fare un brindisi con i vini del Collio.
Senti, ma in un itinerario ideale, tu da dove partiresti? Per arrivare nel Coglio, sicuramente mi farei un bel percorso a partire dal Veneto, quindi mi farei tutto il giro, magari passando anche un po' per il lago di Garda, che non guasta mai. Quindi mi farei poi tutto il percorso sino ad arrivare nella parte estrema del nord. La nostra Italia, lo sappiamo, ha una quantità tale di ricchezze, di peculiarità, e ogni borgo, lo dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, ogni borgo veramente ha dei dettagli unici da tutti i punti di vista. Già solo un piatto tipico che cambia preparazione o che cambia ingrediente a distanza di pochi chilometri, già questo è una dimostrazione di come i piatti della tradizione, benché nati magari da una cucina povera, da una cucina di riciclo, però di per sé tutti abbiano un dettaglio che li renda unici e li renda inimitabili. Questo è una cosa fondamentale. Questo mi sembra abbastanza chiaro. C'è un'ascoltatrice, mi ha appena mandato un WhatsApp, andiamo tutti da Maddalena Baldini. No, non dobbiamo andare da lei, perché quella è la Lunigiana, ne parliamo un'altra volta, ma oggi parliamo del Collio, per cui andiamo proprio al confine tra l'Italia e la Slovenia. Senti, ma stasera che ricetta del Collio tu ti cucineresti ad avere il tempo? Guarda, questa sera un buon frico me lo preparerei volentieri, perché comunque si può dire, può essere classificato, insomma, un po' come piatto unico, magari se ne potrebbe mangiare anche una porzione abbondante, considerando che poi è un piatto antico, quindi ricalca proprio la tradizione del territorio e la semplicità di questi ingredienti, perché per l'appunto ci mettiamo formaggio, patate e cipolle, quindi la semplicità degli ingredienti dà ancora ulteriore dimostrazione di come la cucina di oggi sia veramente sempre figlia della vita contadina, degli ingredienti semplici, degli ingredienti sani, di quelli che nonostante il passare dei decenni, nonostante le mode, alla fine mangiamo sempre con immenso piacere. Tra l'altro siamo sempre anche in zona più o meno del prosciutto crudo di San Daniele, che non l'ho citato prima, un'altra eccellenza fantastica che tutto il mondo ci invidia. Insomma, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, e come vino abbinerei un calice di ribolla gialla. A me piace tantissimo, è uno dei miei vini preferiti, quindi Meraviglia. mi farei una cenetta con il frico e un calice di ribolla gialla. Alla fine concedetemi anche un peccato di gola, la gubana, una fettina anche di quella non guasta. Decisamente no, non guasta affatto. Senti, al di là del Collio c'è anche degustaviaggi.it, il tuo bellissimo sito. Vedo che questa settimana hai cercato un angolo di Roma in quel di Milano. Sì, sono andata a provare un ristorante pizzeria, trattoria, insomma, inaugurato, attivo da quest'estate, che si chiama Romeo, e sembra proprio di entrare nelle tipiche trattorie di Trastevere, la tovaglia a quadretti, i piatti semplici, no? Proprio quelli bianchi in ceramica, e le porzioni incredibilmente abbondanti, quindi sembra proprio di essere a Roma, quindi carbonara, amatriciana, ma anche una pizza molto buona, pizza preparata in maniera sottile, ma veramente, veramente buono, una pizza di livello. Comodissimo da raggiungere, perché io sono arrivata comodamente in metropolitana e quindi
consiglio anche quello come tappa, magari per una cena, ma anche tra amici, ci mancherebbe, anche per l'aperitivo, diciamo. Alla fine basta avere un buon calice e dei buoni piatti, l'aperitivo è sempre pronto. In amicizia, con la famiglia, con i colleghi del lavoro, insomma, non perdiamo mai occasione di brindare e di mangiare cose buone. Questo sicuramente. Tra l'altro, mentre parlavi di questo locale, Sveva, che è romana, ha urlato Trastevere magari, Sveva palesati per cortesia a questo punto. Eccomi, sono qui. Quando stavate parlando della tovaglia a quadrucci, del piatto in ceramica, sogno d'occhi aperti, ecco. Trastevere, Sveva è veramente un sogno, perché quando si arriva lì a me sembra sempre di fare un tuffo nei film degli anni 50, 60, con i grandi attori che si sedevano nelle trattorie di Trastevere. Sicuramente è rimasta molto, molto retrò, diciamo così, anche se ultimamente è un po' diventata turistica purtroppo rispetto a prima. Io ricordo quando ero bambina che andavo con i miei genitori, era diversa, però insomma ha sempre il suo fascino incredibile ed è meravigliosa. Certo, quindi possiamo fare un collegamento da Gorizia a Roma, direi che su questo asse Io se posso potremmo posso dare un consiglio da romana, per quanto riguarda appunto l'enogastronomia, che a me piace tantissimo come mondo, per quanto riguarda il mondo romano, secondo me se si vuole mangiare davvero a Roma bene, non è più Trastevere quanto Testaccio. Ecco, ok, ottimo consiglio. Testaccio, Garbatella, Ostiense sono i posti più veri, diciamo quelli che non sono ancora turistici, in cui si trovano questi ristoranti, queste trattorie come erano una volta davvero. Ottimo, bellissimo consiglio, quindi prendiamo nota. Allora, io direi che siamo in chiusura, però allora a maggior ragione, Sveva, vatti a vedere anche tu il sito di Maddalena, degustaviaggi.it. Assolutamente, con piacere. Ecco, io non voglio scatenare ora guerre di religione su quello che ci si mette sulla carbonara, se ci va il guanciale o se ci va la pancetta, evitiamo di entrare in guerra su queste cose, perché io voglio una trasmissione allegra e distesa. Giusto. Vabbè, comunque allora Maddalena, intanto grazie, io ti rinnovo il bentornata e Grazie a voi. 368 ore, allora ci ritroveremo con un altro bell'itinerario insieme a te per Mangiamondo, e vi ricordo, seguitela su degustaviaggi.it e il suo ultimo romanzo, L'estate della pioggia. Grazie. Grazie mille, un saluto a tutti. Grazie a te, cara. Noi adesso riprendiamo la linea e sapete che facciamo? Facciamo una bella cosa, ce ne andiamo in pausa e ci sentiamo Caparezza con Mica Van Gogh 2014 e poi dopo le 19 vediamo di avere con noi l'uomo dell'arte, il nostro gallerista Ale Musella. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Van Gogh, sappi che lui è terrazzo, tu ground floor. Prima di dire che era fuori di senno, fammi un disegno con fogli di carta e crayon. Van Gogh, mica quel tizio là, ma uno che alla petà, libri di Emile Zola, Shakespeare nelle corde, Dickens nelle corde. Tu leggi manuali di DVD recorder, lui 300 lettere, letteratura fine. Tu 160 caratteri, 2 faccine, fine. Lui London, Paris, Anvers, tu Megastore, iper, multi
multiplex. Lui distante ma sa tutto del fratello Teo. Tu convivi e non sai nulla del fratello tuo. Lui a piedi per i campi, lo stimola. Tu rinchiuso con i campi su tapirula. Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Van Gogh? A 16 anni giro tra collezioni d'arte. Tu 16 anni Yu-Gi-Oh! Collezioni carte. A 20 anni nel salon del Louvre. Tu nell'autosalon del Louvre rimani in mutande. Lui olio su tela e creò dipinti. Tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, mode, le prostitute. Tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è esaltato per aver incontrato cocaine. Tu è esaltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Van Gogh, una lama e si taglia l'orecchio. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso. Ho il rasoio tra le dita ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Sbagli tutto quando fan gol. Fai la coda per lo smartphone. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, Sveva, alle 19, 2 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione di venerdì 26 settembre, l'anno del Signore 2025, questo venerdì per Chilometro Zoom, e in particolare, insomma, tra poco sentiremo Ale Musella che dalla sua galleria in quel del Forte dei Marmi avremo modo di ragionare un po' del mondo dell'arte. Nel frattempo apriamo un attimo il telefono, dai, 0292947222 oppure 340-670 per chi vuole essere dei nostri. Direi molto buona la prima per questa edizione di Mangiamondo, la rubrica con la nostra Maddalena. Vedrete che nel corso di questi venerdì avremo molte cose da scoprire, da conoscere in tutta Italia e non solo. Davvero sfizioso questo Collio, saporito, interessante, molto interessante. Allora, nel frattempo diamo un'occhiatina alle agenzie, andiamo a vedere adesso l'ANSA, che cosa ci offre a quest'ora della sera, cosa accade nel nostro vasto mondo. Ecco, poi la flottiglia dice no all'appello di Mattarella, ma parte un dialogo diretto con le istituzioni. L'invito del Presidente ad accettare la mediazione per evitare rischi per le persone. La portavoce italiana pronti a mediare ma senza cambiare rotta. Poi torna a Roma per aprire un confronto che garantisca l'incolumità dei membri dell'equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione. Questi non si rendono conto che non stanno giocando a guardie e ladri. Ma abbiamo con noi Ale Musella. Ciao, buonasera. Ciao Ale. Ciao. Pronto? Bentornato. Pronto? Grazie mille, come state? Sì, ti sento, bentornato. Grazie mille, buonasera a tutti. Va bene, dai. Ben trovato. Allora, caro Ale, noi apriamo questa nuova stagione. Sì, noi apriamo questa nuova stagione a parlare di arte, soprattutto parliamo della situazione delle gallerie in Italia e la loro evoluzione nei prossimi mesi. Allora, sì, molto volentieri. Allora, questa è stata una stagione un po' particolare. Parlo in generale, comunque tra Forte dei Marmi, ma ho viaggiato abbastanza tra Milano e quant'altro. Comunque le gallerie devono
inevitabilmente cambiare un po' rotta. Adesso io lo so che starò tanto per cambiare antipatico ad alcune persone nel raccontare questo, però ci sono diversi punti che devono essere affrontati. Il primo è la galleria come punto di riferimento e per cui come negozio, perché raccontiamoci la verità, quando tu entri in una galleria è un negozio che vende arte. Che cosa lo trasforma in una galleria? La presenza di un critico, di un curatore, la presenza di chi ama l'arte, e comunque nel momento in cui entri in una galleria si presuppone che tu, la prima cosa che tu fai o che dovresti fare è visitarla come se fosse un museo. Questo presuppone il fatto che ci siano delle persone predisposte a spiegarti le opere a prescindere che tu compri o non compri. E questo è il primo punto. Ci sono tantissimi galleristi che addirittura valutano la persona se ha l'orologio giusto, se ha la scarpa giusta, per cui se secondo loro non è un potenziale acquirente, perché considerarlo, anzi è una perdita di tempo. Allora questo è l'atteggiamento che potrebbe avere un negoziante alla Pretty Woman. Non so se ti ricordi il film Pretty Woman, quando lei entrava e la commessa di Rodeo Drive gli disse: guardi, qua non c'è niente per lei, ok? E poi dopo lei tornò e le fece capire che probabilmente aveva perso la vendita della sua vita. Ma a prescindere da questo, chi ama l'arte ama parlarne, deve essere consapevole e cosciente e conoscente di quello di cui sta parlando. Spesso e volentieri nelle gallerie ci sono persone che sono o troppo accademiche, e per cui magari delle ragazze che sono appena uscite fresche di laurea, che per cui sono pallose nel raccontare l'arte, perché partono dai meandri o comunque sono troppo didattiche, non pensando che chi entra in galleria, se è un neofita, tutto vuole tranne che la lezione dell'insegnante, ok? Perché sennò lo rende ancora più reticente nell'entrare, perché si sente a disagio. 1. 2, se entra invece un collezionista, uno che ne sa più di te, ti fa 2 domande, ti mette in discussione, e tu, al di là dell'aspetto accademico di cui sei fresca, cadi inevitabilmente nel tranello che di solito il collezionista ti mette davanti, per capire se tu realmente sei consapevole di quello che stai dicendo o stai recitando un mantra, ok? Questo, che sembra l'ABC, invece è la situazione reale in un bel 60-70% delle gallerie, ok? Per cui la galleria ha dei costi di gestione, il personale, l'affitto, le luci, poi quello che dico sempre: perché uno deve entrare in galleria da cliente, da artista? Perché la galleria ha un portafoglio clienti, perché la galleria ha una linea editoriale, perché la galleria si prende carico delle tue opere, le pubblicizza, ha un critico, un curatore che parla, che racconta, che scrive per te. Allora questo ha un senso nell'aspetto economico quando tu rilasci il 50% alla galleria, perché è un lavoro, se ben fatto, che costa tanto, ok? Il problema è che invece ultimamente le gallerie questa cosa non lo fanno, e addirittura selezionano gli artisti in base ai follower che loro hanno. Cioè si è invertita la rotta. Non solo mi devi dare il 50% quando entro in galleria, ok? A meno che poi non ci siano quelli che addirittura ti fanno pagare per esporre. Qui poi entriamo proprio nel mondo del Bengodi, ma quello è un altro paio di maniche. Però da che mondo è mondo, un gallerista che crede in un artista lo prende e giustamente guadagna sul venduto. Però il venduto, cioè, normalmente la galleria dovrebbe avere lei i clienti a cui portare gli artisti, o comunque capire quale potrebbe essere l'interesse e quale di non essere un interesse. Invece adesso si è proprio invertito, per cui se tu hai tanti follower o comunque ti chiedono quanto hai venduto, allora ti prendono, così sfruttano loro la tua conoscenza. Ma a quel punto perché l'artista dovrebbe venire in galleria se già vende da solo? Che cosa gli dai di più rispetto a quello che sta facendo lui adesso? Questo poi è anche il problema che porta molti artisti a pensare, che invece questo è sbagliato, che non servano i professionisti dell'arte. Per cui a cosa serve il curatore? A cosa serve il critico? A cosa serve il gallerista? No. Se ognuno di queste figure lavora bene, tutti servono per divulgare l'arte in primis,
e poi anche per venderla. E la vendita è parte integrante della divulgazione. Ma se il processo si ferma, diventi un negoziante. Io come direttore di galleria, nel momento in cui sono in una galleria e sto aspettando che qualcuno entri, è come se dovessi vendere un paio di scarpe. Se mi limito a fare il commesso, e cioè il compitino. Diverso è invece, io è 2 anni che dirigo Oblong a Forte dei Marmi, diverso è invece accogliere le persone con il sorriso, raccontare le opere d'arte, a prescindere che loro possano comprarle o non comprarle, farle uscire col sorriso, farle uscire con qualcosa che non sapevano, farli avvicinare anche i più piccoli al mondo dell'arte. Allora, questo è quello che dovrebbe essere il concetto della galleria, per poi, ricordatevi bene, a meno che non ci sia la vendita emozionale, che uno entra dentro e dice «Oh, è il sogno della mia vita», questo succede spesso con gli stranieri, gli americani soprattutto, gli piace una cosa, prendono, comprano, magari non ti chiedono neanche tutta la storia artistica, gli piace, lo comprano come se fosse un oggetto, che per un amante dell'arte come me è un colpo al cuore, però per uno che conta il portafoglio va benissimo anche quello, per carità. Però se no, normalmente, che cosa si succede? La galleria serve perché ricevi gli amanti dell'arte, uno che viene a Forte dei Marmi, magari ti spende 30.000 euro in Dom Perignon al Twiga, ma se viene da Milano o da Napoli o da Torino, probabilmente le sue opere avrà un consulente, le comprerà a Milano, a Torino, difficilmente viene a Forte dei Marmi dicendo «Oh, quest'opera qua non l'ho vista da nessuna parte», soprattutto oggi. Però tu invece dovresti avere la capacità, come gallerista, come direttore o come persona all'interno di una galleria, di capire chi è, prendere il nominativo, entrare in confidenza e poi, finito il periodo, richiamarlo e dire «Guardi, sono a Torino, possiamo incontrarci?» E a quel punto, se hai creato un buon rapporto, inizi a capire di che cosa ha bisogno, il che non vuol dire che tu debba vendere, che tu riesca a vendere, per carità di Dio, ma questa è la consulenza che una persona si aspetta quando vuole investire nel mondo dell'arte. Non un commesso che prende il catalogo o che prende il listino prezzi e ti dice, ti insegue come se fosse un gufo, non ti dà la possibilità di guardare in maniera tranquilla le opere, perché subito ti dice guardi questo costa così, guardi questo, rilassati. Io quando faccio entrare le persone in galleria le lascio libere, le prime cose che dico è potete fotografare, potete toccare, certo, in una certa maniera, potete fare i film, fare i filmati e poi chiedetemi quello che volete. Detto questo, vi lascio 10 minuti da soli e poi inizio il dialogo. Ok, questo è quello che io credo dovrebbe essere fatto. Mentre in più, detto questo, la galleria funziona perché l'opera d'arte di un certo livello la devi toccare, è inutile che parliamo di internet, perché internet fino a quando abbiamo opere da 300, 3.000, 4.000 euro, 5.000 è un conto. Quando parliamo di opere da 30.000 euro in su, la gente deve vedere, deve avere il certificato, insomma, non è una roba così. La divulgazione via internet è un conto, comprare un'opera d'arte di un certo valore la devi comunque vedere, capito? Per cui, per quello non potranno mai morire le gallerie, però si devono evolvere. E soprattutto il gallerista deve capire che si deve muovere. Se c'è Art Basel a dicembre a Miami, prendi e vai a Miami. Se c'è la fiera dell'India a Dubai, a Mumbai a febbraio, prendi e vai. Se c'è New York, prendi e vai. Questo era il lavoro del gallerista, andare a scoprire nuovi talenti, incontrare persone, ma non sedersi e aspettare che il mondo passi da te. Se no non arriverai mai da nessuna parte. Pienamente d'accordo. Senti, questa settimana che cosa hai in galleria? Allora, abbiamo fatto la mostra, abbiamo inaugurato 2 settimane fa, la mostra di Cavallini, che è lui, Saulo Cavallini, è passato a miglior vita nel 2016, ma noi collaboriamo col figlio, che è Teo, per cui che ha preso in mano tutta la produzione del padre, e devo dire che, forse ne avevamo già parlato, a parte che piace molto per colori, dimensioni, però ha una bella storia. Lui ha prodotto per oltre 50 anni, per cui non è uno di quelli che arriva in 5 anni e poi sparisce, oppure ha una quotazione inventata giusto per far fare i soldi e poi dopo non si sa neanche chi è. Per cui, e poi lui ha soprattutto in questo periodo qui, fa anche molto scena, fa colpo il fatto che tutta la sua produzione nasca
proprio dal fatto di essere stato imprigionato in un campo di concentramento nel 1943, appunto a Mantova, in attesa di essere deportato in Germania. Poi la guerra finì e per cui la sua produzione parte in maniera quasi per esorcizzare il dolore provato in quell'anno di detenzione, e poi dopo si è trasformato invece con le forme, per cui colori e forme che raccontano gli animali, la danza, la famiglia. Per cui devo dire che questo è un artista per cui ho scritto tanto anche dei testi e mi piace. Io adesso sto camminando in mezzo a questa sala con le sue opere, mi sento bene, capito? E devo dire che le persone che entrano hanno la stessa sensazione. E non è scontato, perché non è una questione di bello o brutto, cioè ci sono degli artisti che trasmettono di più, trasmettono di meno opere. In questo caso invece devo dire che sono estremamente soddisfatto anche dal feedback da parte dei visitatori, che a prescindere dalle vendite, che per me vanno in secondo piano, sono contenti e vogliono sentirsi raccontare la storia, come nasce, da dove nasce, e vanno tutti via con il sorriso. E questa è la cosa più importante. Senti, stamattina sui giornali, io mi allontano un attimo, visto che parlavi di una galleria col critico d'arte, vorrei parlare un attimo del critico d'arte per eccellenza, cioè Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi che è al centro di questa lite con la figlia che vorrebbe la nomina di un amministratore di sostegno per lui. Tu che ne pensi? Allora, Vittorio io l'ho anche conosciuto e devo dire che al di là dell'immagine lui è una persona ed è un personaggio, per cui bisogna sempre saper discernere le due situazioni. Quando succedono queste cose e vengono messe un po' alla gogna di tutti, diventa personaggio, perché lui ha una sua realtà privata di un certo tipo, e quando vengono fuori queste cose, anche la figlia stessa, se tu vuoi chiedere una cosa del genere lo chiedi in privato tramite gli avvocati e tramite le situazioni preposte. Non è che vai in televisione o comunque lo scrivi sui giornali. Uno, perché fai passare tuo padre come un deficiente. Due, perché di che cosa stai parlando? Chi ti ha mai visto? Che cosa vuol dire? Vuoi mettere le mani su la proprietà intellettuale di tuo padre o su tutti i soldi che ha fatto? Di cosa stiamo parlando? Anche perché Vittorio è un accumulatore, non è una persona che di manica larga, insomma, ha sempre vissuto bene, ma di certo non c'è il rischio che lui perda la testa per una signorina e che gli prendi tutti i soldi. Lui è ben furbo, e anzi nel mondo dell'arte ci sono fior di donne artiste che conosco, che hanno provato, non solo che conosco, ma in generale, che hanno provato ad avvicinarsi a lui pensando di poter ottenere dei vantaggi. E su questo devo dirti una cosa: Vittorio, al di là del fatto che nella sua vita privata faccia quello che vuole, non ha mai agevolato un artista. Magari era circondato da 10 artiste, tutte pensavano per dicerie e quant'altro che potessero ottenere un plus stando con lui. L'unico plus è che potevi incontrare delle persone che altrimenti non ti avrebbero neanche mai considerato. Questo è un plus, sì. Ma se pensavi che lui ti desse una mano a livello artistico, no. Per cui ti dico, queste cose qua che mi stai dicendo, conoscendo Vittorio, mi fa sorridere che la figlia possa chiedere una cosa del genere. E poi dopo lui di incanto ti dice, perché poi dopo lui è un provocatore, allora sì, mi sposo la ragazzina e le lascio tutto. Beh, perché è una provocazione. Beh, chiaro. Senti, l'artista di questa settimana che stai curando? Allora, l'artista, sto riprendendo in mano Mazzaratti, un artista che ho portato in Biennale lo scorso anno, e siccome è imminente la mia partenza per il Medio Oriente per diversi progetti, sto prendendo e sto facendo un po' cumulo di un po' di artisti che per me potrebbero essere interessanti, tra cui anche Mariella Rinaldi, insomma quelli che, perché ricordatevi, nell'arco della mia vita professionale, quando faccio le curatele o quando seguo degli artisti, certo se scrivo solo un testo è un conto, ma se ho deciso di seguirli, cerco sempre di posizionarli e non sempre posso portarli con me, perché in alcuni ambienti non è perché io sono stato il tuo curatore che riesco a posizionarti, dipende dalla linea editoriale o se la tua arte va bene lì, capito? Questo è stato anche motivo di scontro qualche volta, perché la gente ci rimaneva male. Mi dispiace, io sono un professionista, non è perché sei mio amico o perché ti ho curato per 2 anni,
se entro in un luogo dove la tua arte non va bene per la linea editoriale, non va bene e non ti devi offendere, anzi dovresti apprezzare la mia sincerità e la mia professionalità. Per cui in questo momento sto facendo proprio una cernita di artisti che mi piacerebbe inserire in questo nuovo progetto di cui parleremo la prossima settimana. Per cui torniamo alle origini. Se tu ti ricordi, io ho 20 anni, ero in Arabia Saudita e ci sono rimasto per 10 anni. Infatti. E adesso torniamo a dialogare con queste aree geografiche. E allora avremo modo la prossima settimana di sentire un po' queste sorprese, caro Ale. Io ti voglio ringraziare come ogni venerdì e insomma si riparte a pieno ritmo. Grazie ancora. Grazie a te, un abbraccio a tutti. E allora noi riprendiamo la linea, il telefono da questo momento è aperto allo 0292947222, se volete dire la vostra, se volete intervenire. Vedo che è arrivata una zappa, tra l'altro, a complemento della rubrica di Maddalena, appunto, come si dice, di Mangiamondo. E allora vi dico che il nostro Paolo da Gorizia, Paolo, se vuoi puoi anche telefonare, scrivo da Gorizia per segnalare in questi giorni l'edizione 2025 I Gusti di Frontiera, con centinaia di stand gastronomici da tutto il mondo. La manifestazione si terrà fino a questa domenica. Molto bene, caro Paolo, molto bene. E quindi a maggior ragione ci piace dare anche questa notizia se siete nella zona di Gorizia, se volete insomma anche voi degustare e apprezzare il Collio. Le 19:22 minuti e 8 secondi. Sveva, io adesso nella chat, vediamo un po' se la vedi, aspetta un attimo, nella chat, anzi no, sulla zappa della radio ti giro il diritto e rovescio che è arrivato adesso di Pierluigi Magnaschi, così poi lo possiamo dare in modo tale che anche questo venerdì noi si abbia l'implacabile Pierluigi Magnaschi con il diritto e rovescio. Ecco qua, ce l'hai, dovresti vederlo. Poi quando sei pronta dimmelo che così lo mandiamo. Ecco, a maggior ragione, insomma, come vedete qui si viaggia in diretta e si viaggia ovviamente con tutti gli annessi e connessi e anche connessi, perché andiamo a vedere l'ADN Kronos, la prima pagina della ADN Kronos. Netanyahu all'ONU: dobbiamo finire il lavoro contro Hamas, accuse di genocidio infondate, mostra mappa della maledizione, cioè l'asse dell'Iran. Dazi su farmaci, mobili, camion, gli annunci di Trump non fanno danni per ora in Europa. Ancora, Mattarella alla flottiglia: non rischiate l'incolumità, accettate la mediazione, no degli attivisti, ma la portavoce Antonino, scusami. vola in... Sì. C'è Paolo da Gorizia. Allora andiamo pure... Non ho capito. C'è il signore Paolo da Gorizia che ha chiamato. Passamelo, brava, grazie. Paolo, ciao. Buonasera a tutti. Agli ordini rispondo io, sono attenti. Vedo che ti è piaciuta la rubrica. È stata bellissima, ho apprezzato davvero, è stata un'ottima volata, no? Quasi come un drone sulle nostre colline del Coglio, davvero, veramente. Tra l'altro io mi trovo anche come produttore, quindi faccio 1000 lavori io e quindi veramente l'ho apprezzato, è stata adorabile nella sua esposizione. E niente, avevo fatto questo aggiornamento per invitare tutti quanti, chi fosse di passaggio, chi volesse prendersi un weekend. Si stimano decine di migliaia di persone in presenza. Questa manifestazione ormai credo che abbia già una decina d'anni di successi e davvero, insomma, sembra che abbia un ottimo riscontro, no? Con prodotti che non sono solo italiani, quindi si va dal Sud America a tutta l'Europa, soprattutto la Mitteleuropa, Africa, Asia, quindi non sono solo prodotti locali, ma i prodotti locali comunque fanno da padrone in varie aree, ecco, quindi tutti invitati.
Paolo, senti, ma tu che produci? Vino, assolutamente Sì, sì. che Io tipo sono di vino? io sono un consulente in Italia, in Slovenia e in Croazia, quindi ne produco Ah, però. tantissimi. Sì, Ah, però. sì, sì. Tra l'altro ci sono storie bellissime anche dalle parti italofone del nostro vicino est, storie davvero umanamente fantastiche, dove si trovano ancora potremmo definirli quasi dei dinosauri, nel senso che sono nicchie culturali state staccate dall'Italia per 50 anni, che hanno mantenuto delle tradizioni, dei modi di fare che noi abbiamo perso, ma che sono tipicamente italiani. È una cosa meravigliosa. Tipo, per esempio? Per esempio modi di dire, per esempio ricette, che io mi ricordo avevamo in Italia quando io ero bambino e sono completamente scomparse, particolari tipi di insalate che non si trovano più e là ancora si trovano, ma che erano tradizionali qui da noi, no? In Italia. Però. Veramente ci sono cose, perché il confine, che è stato di fatto una cortina di ferro che è durata 50 anni, ha impedito il travaso culturale, mantenendo però bloccando di fatto l'evoluzione, no? Che altrimenti nel resto d'Italia si è verificata. Davvero sarebbe interessante fare ricerche culturali proprio da questo tipo di punto di vista, non solo dico gastronomica, ma anche dal punto di vista proprio del modo di parlare, no? Del modo di dire determinate parole, determinate frasi. Qualche volta resto gelato io a sentire certe parole che non sentivo più da tantissimo tempo. Insomma, c'è un'Italia con la nostalgia dell'Italia. Sì. C'è molto, perché hanno combattuto proprio coi denti per difendere la tradizione italiana in una nazione che era l'allora Jugoslavia, invece dove tutto portava alla distruzione culturale, no? Al seppellimento culturale delle radici non slave. Però la stessa cosa è successa anche in Italia. Tradizioni slave che si sono mantenute qui in Italia, dove magari nella parte slava c'è stata un'evoluzione, no? Quindi le due cose sono venute di qua e di là del confine. Non c'è chiaramente un meglio o un peggio, c'è solo un arricchimento per entrambi, penso, no? Certo, esattamente. Paolo, senti, Maddalena che ci sta ascoltando, intanto ti ringrazio, ma se puoi lasciare il tuo numero di telefono perché vorrebbe parlare con te, se fosse possibile poi. Lo potete leggere dal WhatsApp? Guarda, meglio che lo mandi ancora scritto proprio dentro il WhatsApp, così facciamo copia e incolla, va bene? Paolo, grazie. Volentieri. Un saluto a tutti e buon lavoro. Un abbraccio a te, grazie ancora Paolo, grazie. Bene, ecco, vedete, questa è la bellezza della radio, che siamo una comunità e ci incontriamo anche a tavola, mi pare. Poi vedete, molto bella questa cosa di questa Italia che ha nostalgia dell'Italia, i vecchi modi di dire, le vecchie usanze, le vecchie cose. Secondo me sono territori che dovremmo custodire esattamente come dovremmo custodire con maggiore, permettetemi, anche affetto, tutti questi italiani. Penso agli italiani d'oltremare che sono rientrati in Italia per tanti motivi. Pensate a quelli che Gheddafi, per esempio, ha cacciato dalla Libia nel 70, o appunto gli esuli istriani, i nostri fratelli di Istria, o ancora quelli del Dodecanneso, o quelli dell'Etiopia, della Somalia, dell'Eritrea, di dove comunque la storia italiana è passata. Anche qui c'è un'Italia che noi non conosciamo, però siamo qua anche per volervela raccontare, per cui se ci siete battete un colpo. Le 19:30, pausa, ci sentiamo i Litfiba con Spirito del 1994 e poi andiamo alla parte finale di questa trasmissione.
Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Quando mi sveglio, cerco i miei sogni e non mi ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, e sto contento quando mi parli dentro. Libero. Spirito, sto contento quando mi parli dentro. Il mondo è stop, aspetta in coda, appeso a un semaforo. Provo a smontarlo con un sorriso, è solo ciò che so, il mondo è un cannibale. Spirito, libero, sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi parli dentro. Sei la scintilla che scatena l'intensità. Fratello libero, sei genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei. E ogni problema è un labirinto fantastico. Uahe, 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 Il mondo è stato, gioca col morto e ruba la fantasia. Prova a smontarlo con un sorriso, è solo gioco che so, il mondo è un cannibale. Uahe, 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 uahe. Spirito, hey, libero, sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi parli dentro. Sei la scintilla che scatena l'intensità. Fratello libero, sei il genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei. E ogni problema è un labirinto fantastico. Uahe, 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 uahe. Di nuovo a te la linea, Antonino. Antonino, mi senti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccomi. Sì, Antonino, ti sentiamo, vai pure.
Niente, scusa, Teams, sai, ha superato i 60 minuti e ci ha fatto lo scherzo. Vabbè. Le 19:35 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ma adesso, Sveva, se sei pronta, vai pure con il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi. Il fenomeno del bullismo è stato troppo a lungo sottovalutato dai professori e dai presidi. C'è voluto purtroppo il suicidio di un giovane bullizzato, meritoriamente seguito dai media, per portare alla luce del sole, nelle sue vere e deleterie conseguenze, questo fenomeno delittuoso e delinquenziale che è stato sinora vissuto in quasi tutte le scuole come una sorta di goliardia che, non a caso però, è stata spazzata via mezzo secolo fa dalle università dai sessantottini stessi. Il bullismo in una classe si verifica quando uno studente o una studentessa, che di solito è già il più debole, viene isolato e tormentato dai bulli. Costoro di solito sono pochi, ma riescono a concentrare sul più debole la violenza di gruppo. In tal modo isolano dagli altri il collega più debole e lo chiudono in un recinto di disprezzo al quale il colpito non riesce a sfuggire. I professori, dopo le precise disposizioni del Ministro dell'Istruzione, pubblicate purtroppo solo da Italia Oggi nella sua sezione scuola, non hanno adesso più scuse. Ci si attende da loro il loro impegno. Sarebbe più importante che non l'educazione civica. Molto bene, eccoci qua. Allora, ladies and gentlemen, alle 19:37 minuti e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E adesso, bella gente, il telefono è aperto allo 0292947222, ma credo ci sia già una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Uela, Michele, ciao. Un saluto noblesse oblige, bonsoir, madame, monsieur, comment ça va, ça va bien? Très bien. Oh là là, non potevo mancare a Radio Libertà, a Talk Radio, in Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti insieme a te, Antonio Danna. Dunque, io andrei con il mio editoriale. Vai. Il punto di Michele Caruso. I governi e partiti tradizionali Tocurra che hanno governato il continente europeo negli ultimi 30 anni sono dinanzi ad un'irreversibile crisi politico-parlamentare. La caduta del ceto medio, colonna portante dei grandi partiti di massa europei, a seguito delle grandi rivoluzioni della globalizzazione, ha spinto per un radicale cambiamento nelle rappresentanze politiche delle nostre democrazie liberali. L'instabilità dei governi, le deboli maggioranze parlamentari, ma soprattutto la mancanza di leader in grado di avere una visione sul futuro sempre più a oriente, hanno consentito all'Italia di assumere un ruolo di osservato speciale. Questo ruolo lo si deve prima di tutto alla costruzione di una leadership da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Attenzione però, ha gettato le basi e la strada è ancora lunga, perché come insegnava Henry Kissinger, docet, per avere una leadership lontano da ogni hubris servono realismo, visione, carisma e coraggio. L'indirizzo dato dalla Meloni, che proveniva da anni di opposizione, da posizioni sovraniste, da una cultura politica legata alla destra romana post-missina, alla sua linea politico-governativa, ha aperto la strada ad una terza via, un euroconservatorismo all'italiana capace di coniugare istanze identitarie con la necessità di una società aperta così alle relazioni e ai mercati internazionali. Ma quali sono le tre vie? Primo, l'unità della coalizione, raccogliendo l'eredità di Silvio Berlusconi, la Meloni ha proseguito nel tenere insieme un'alleanza che riesce a unire posizioni più diverse bilanciate dal centro di Forza Italia, e dunque si deve a lei che le fisiologiche divergenze garantiscono una certa stabilità nella maggioranza parlamentare che sostiene l'esecutivo. Poi secondo, i conti pubblici in ordine, dunque in linea di moderazione. Terzo, la lotta all'immigrazione. Quarto, la politica estera e il dialogo con Trump, canale privilegiato, perché si cambi l'Europa
non dall'esterno, la piazza, ma dall'interno, Palazzo Realpolitik. E infine il conflitto in Medio Oriente, mentre gran parte dei paesi europei hanno annunciato di riconoscere lo Stato della Palestina e lisciato il pelo alle manifestazioni pro-Pal, il presidente Meloni ha tracciato la via più equilibrata: riconoscimento dello Stato palestinese, previa liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e l'esclusione del gruppo terroristico Hamas da qualsiasi dinamica di governo. Da Michele Caruso, grazie e buon weekend. Michele, grazie a te, ma sai, la destra in questo paese è stata e viene ancora da alcuni associata con questa idea del fascismo, quella. Molto semplicemente le cose cambiano, soprattutto il fascismo, come si è detto, è finito da un pezzo, da oltre 80 anni e come vedete esiste la possibilità di essere tranquillamente dei conservatori senza aver bisogno di inneggiare all'orbace o di inneggiare alla guerra contro le mosche, la bonifica dell'Agropontino, la guerra contro il Negus e tutta quella roba lì. Ormai passata. L'altra cosa è un governo che comunque, pur con una dialettica interna, ma guai se così non fosse, è un governo che comunque è stabile, sta procedendo, sta facendo delle cose. È innegabile che sta facendo delle cose, sta facendo, lo ha detto lo stesso Calderoli a Pontida, l'autonomia, sta facendo la riforma della magistratura, faranno probabilmente il premierato, vedremo se ci sarà abbastanza tempo per farlo da qui alla fine della legislatura. Certamente si sta lavorando molto per quanto riguarda le tasse, la rottamazione quinquies, le rottamazioni che sono state fatte da questo governo, e vengono quelli che dicono ma così si favoriscono i ladri. Quali ladri? Si favoriscono tutti quelli che sputano sangue e devono fare una scelta tra pagare la tassa o pagare la spesa. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti. Poi ci sono quelli che vogliono vedere il fascismo, vogliono vedere questi, i diritti, quant'altro, per carità. Si vede che loro il problema di decidere tra pagare la tassa o comprare la spesa o pagare la spesa non ce l'hanno. Ma per tutti gli altri evidentemente ci voleva un governo capace anche di capire queste cose, forse perché magari aiutando le persone a pagare poi pagano tutti e pagano anche meglio, così per dire. Vabbè, le 19:43 minuti, siamo in finale, ormai io direi che potremmo tirare i remi in barca per questa sera, domani alle 9:35 trattabili, dopo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa ci sarà il garage dell'Alfista, tornerà Alex Cereda, lo voglio ringraziare anche per questa nuova stagione. Ecco, permettetemi, io voglio chiudere salutando l'immenso Christian, che è stato un grande cantante di una certa Italia, un'Italia un po' meno involgarita di questa, elegante cantante. Tra poco infatti sarà suo l'onore e l'onere di chiudere la trasmissione con Daniela, pezzo del 1982, che probabilmente ha significato per tante ragazze il nome che poi è stato scelto da papà e da mamma, perché spesso succedeva questo. Vi è andata bene che vi siete beccate Daniela, perché altri si beccarono JR e Sue Ellen, quindi direi che vi è andata effettivamente di lusso. E che dire di più, che io vi ringrazio, chiudiamo qui questa prima settimana di Zoom con la puntata numero 1045. Lunedì saremo di nuovo in onda e lunedì vi porteremo a conoscere gli effetti dei tunnel di Hamas sulla psiche umana, perché avremo con noi la dottoressa Einat Yehene, che è la psicologa del Forum delle famiglie degli ostaggi in Israele, e quindi abbiamo avuto una conversazione con lei e vi racconteremo come si esce, se si può uscire, dai tunnel di Hamas e come si cerca di ritrovare una vita normale dopo la cattività nelle mani di questo gruppo di tagliagole. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
L'alba che nasce qui, se ti assomigli un po', non sarà mai più bella di te, Daniela. Io sono lontano ma dentro al mio cuore sei, e i giorni miei son pieni di te, Daniela. Ogni aeroporto è il mio, vivo di corsa io, ma un anno in più, che vuoi che sia, Daniela? Presto da te ritornerò, perché da solo non ci sto. Sei sempre tu che amo di più, Daniela. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.